Ciao Patavini, sono al Padovanino con chef Stefano Mocellin, buonasera, benvenuti. Grazie Stefano, è un piacere per me e per noi essere qua al tuo ristorante, raccontaci un po' tutto. Ma allora, è un ristorante piccolissimo, abbiamo 12, massimo 14 coperti. Cosa dire? Cerchiamo di fare il meglio che riusciamo con quello che abbiamo. Mi piace sempre dire questa cosa, nel senso che qui cerchiamo di dare sempre il massimo. Questa è la cosa principale. Questa è il tavolo ortobotanico, ok? Che è dedicata a Padova, appunto per l'orto botanico. Come vedete c'è il suo tema, è un tavolo ricavato da un foglio di albero con anche il lampadario che è stato selezionato per fare proprio l'ambiente di orto botanico, con anche questo lampadario che è lo stesso stile e le vetrine. Appunto qui abbiamo la nostra piccola cantina di vini, spazio è quello che è. Cerchiamo di concentrarla. Assolutamente sì, anche perché appunto piccola in proporzione al ristorante Sì, è molto grande. Anche perché abbiamo tutto sotto poi, quindi... Che non vi porteremo a vedere. No, non possiamo là. Questa invece è la mia sala preferita, perché questa è la sala Milano. È l'unica sala che guarda la cucina e questo è il nostro chef table, che in questo caso può essere da 4 o da 6, oppure i tavoli possono essere anche divisi, quindi diventare o da 2 o da 3. È più vivace, è più allegra, è un po' più informale, ok? Poi c'è una cornice che guarda la cucina, dove appunto anche racconta un po' la storia del viaggio che ho fatto a Milano. Abbiamo qui un tovagliato appunto diverso, che non è un tovagliato in realtà, ma sono delle tovagliette che abbiamo fatto poi in collaborazione con Rust Mood, con il logo del Padovanino 8521, che è la data di apertura, che è anche il tatuaggio che ho io sulle mani. Questa invece è la sala Venezia, che è dedicata appunto a Venezia e come vedete già dall'ambientazione è anche più classica, un po' più elegante. Abbiamo le luci che arrivano direttamente sul tavolo, abbiamo solo 4 tavoli, possono essere da 2 o da 3, cerchiamo di non farli mai da 4 perché per tutta la quantità di dettagli che arrivano sul tavolo poi diventa piccolini. Come in tutto il ristorante ci sono i quadri di Paolo Bertocco e qui abbiamo delle rappresentazioni anche di Venezia, appunto. Beh, direi che hai raccontato quasi tutte le sale, perché manca la principale, ossia dove le creazioni vengono realizzate. La cucina dei matti, sì. E noi ci accomodiamo e aspettiamo le vostre delizie. Certo, vi faccio sedere questa sera nella sala Milano, appunto, che è nello chef table. La nostra brioche salata, che è il primo elemento che arriva ai nostri ospiti, i default. Quindi questo insieme al pane, gli amuse-bouche e il dessert vengono sempre offerti a tutti i nostri ospiti. Fatta appunto in forno e poi viene ripassata sul camado per avere sempre dall'inizio alla fine questo leggero fil rouge che appunto collega tutta la mia cucina, la mia filosofia, che è la brace. E viene servito con un burro acido allo zafferano e intorno polvere di pomodoro. Potrei servire solo questo al ristorante io, però vediamo tante più cose. Mondiale. Il pane è favoloso Sì. e il burro eleva il tutto in una maniera inspiegabile. Arriva il momento dell'entrée, ok? Quindi a tutti i nostri ospiti viene dato, per cominciare, questa ruota, ok? È una frittura leggerissima, ok? Con un'insalata alla brace di melanzana e cioccolato al 99%, esatto. Poi si passa al fazzoletto di nero di seppia con crema di piselli, menta e zeste di limone, quindi un po' di freschezza, e concludiamo con un'interpretazione della croquetas spagnola, quella con prosciutto, pata negra dentro. Bene, non l'ho fatta così per tenere neutro, vegetale, tutto, perché non so cosa puoi mangiare dopo, quindi ho pensato tengo tutto vegetale, ed è una croquetas fatta appunto con un punto di limone salato sopra, proprio un punto che mi serve per la... ecco, e dentro è della zucchina alla brace con un po' di pori e questa besciamella che è gruviera. Quindi l'ordine è ruota, fazzoletto e croquetas. E adesso arriva l'ultimo entrée, che è il mio cestino del pane vero e proprio. Qui abbiamo un grissino torinese stirato a mano, abbiamo una lavash, che è un pane armeno e una sfoglia tirata con la macchina della pasta, quindi veramente sottilissima. Invece di fare i soliti cracker, ho preferito fare qualcosa di diverso. E poi abbiamo questa focaccia che tu l'hai mangiata a compleanno. Assolutamente sì.
dove praticamente abbiamo un 30% di farina integrale, 85% di idratazione, 90% e lievito madre, che secondo me, guarda, è pazzesca. Quindi tutto quello che è arrivato fino adesso è quello che noi diamo standard a qualsiasi persona che si siede ai nostri tavoli. Penso che insomma sia già un bel benvenuti, no? Assolutamente sì. Leggerissima, croccantissima, c'è dell'affumicato. Sì, leggero. Leggero affumicato sulla melanzana. melanzana e le scagliette di cioccolato fondente non si sentono troppo, ma danno quel gusto particolare in più, quel tocco in più al tutto. Buonissimo, non vedo l'ora di procedere. Mi fa impazzire questa, arriva subito la freschezza del limone, poi arriva la crema di menta e piselli che è veramente freschissima e fenomenale, va appunto a pulire un po' dal fritto di prima, dal leggero fritto di prima, adesso tocca la rivisitazione della crocchetta con la goccia di limone. Hai le zucchine affumicate qua? Col gruyera? Questa è golosa. Tutti e tre mi hanno stupito perché veramente al palato hai un'esplosione di sapori. Un sacco di sapori che si sentono tutti, non si sovrastano, si sposano molto bene e vanno a intersecarsi in una danza incredibile al palato, direi così Stefano, io. Benissimo. Allora ho pensato di abbinarvi un vino che può andare bene un po' con tutte le vostre portate. Vi do un Kerner, siamo in Val di Cembra, sopra i 550 metri di altitudine. L'azienda Zanotelli, un affinamento solo acciaio, molto elegante, equilibrato, quindi abbiamo un'aromaticità data comunque dalle variazioni di temperatura dal giorno e notte, una mineralità dal terreno, quindi una frutta tropicale, note di gelsomino, è molto interessante. Sono uno dei piatti a cui sono davvero tanto affezionato, perché dovete sapere che io con questo piatto ho aperto Padovanino. Okay. Perché? Perché ho aperto durante il Covid, no? Quindi dovevo fare qualcosa di snello e veloce per gli aperitivi, perché vi ricordate che c'erano le restrizioni di orari. E allora Padovanino inizialmente era partito come piccolo Padovanino, dove erano 20-22 tapas e queste sono state il primo che erano un successo pazzesco poi nel tempo. E queste sono le famose ostriche alla brace. Cosa abbiamo qui? Abbiamo una ostica Girardot numero 3 in questo caso, con sopra un gelé di frutti rossi che mi serve a bilanciare il profumo del mare e dell'affumicato. Sono appena uscite dal camado e appunto con le stesse erbe che sto bruciando al tavolo adesso sono le stesse che vengono utilizzate all'interno del camado. Infatti io non condisco gli alimenti se non con questo, diciamo, punto di frutti rossi. Io condisco la brace. Quindi ogni alimento ha un'erba, 2 erbe, 3 erbe, 1, 2, 3 tipi di legno o solo uno, dipende cosa mi serve, che oli essenziali mi servono all'interno della brace. Infatti tutti i piatti che mangerete, praticamente quelli che passano in brace, hanno solo un filo di olio e un po' di sale, basta. Questa è l'ostrica alla brace. Questo è il pomodoro di mare, dove il pomodoro in realtà è una panzanella, quindi un fitto pomodoro ricoperto di una crema di pomodoro. E all'interno, come dicevo, è questa famosa insalata toscana. Poi abbiamo una spuma di pesto genovese, sotto abbiamo una crema di datterino giallo leggermente pastorizzata, semplice, pulita, non c'è niente, un'estrazione di olio di prezzemolo, calamaro alla brace, cozza alla brace, crudo di gamberone. Il picciolo non si mangia, poi adesso si mangia tutto. Questo è uno dei piatti che sta riscuotendo più successo nel menù, nei vari menù, perché è un piatto con una semplicità di elementi quasi disarmante, oserei dire. È un plin ripieno di sarda alla brace, ok? Con dello scalogno al vino rosso, una crema dove vengono ripassati i plin con acciuga, aglio, olio e peperoncino, e quella bianca che vedete, l'altra salsa, questa è una salsa di saor. Abbiamo dei pinoli per dare la croccantezza e appunto aver utilizzato tutti gli elementi della sarda in saor. Prego.
molto delicato. Nonostante la sarda è molto delicato. Questo qua è un po' più strutturato rispetto all'altro. Siamo nel Veneto, Breganze, Marostica. Come vitini abbiamo un Chardonnay, un affinamento in legno, non tantissimo, però questo ha una bella struttura, è un 2018 anche, quindi l'ho sentito un po' di più. E niente, ci tenevo perché comunque lui, siccome è stato lo chef di Renzo, è molto affezionato anche ai suoi vini. E abbiamo tutta la gamma dal rosé ai rossi al bianco, tutto. È molto particolare, sente la botte. Qui non abbiamo buttato via nulla, abbiamo fatto le uova, abbiamo fatto con i fegati e il nero la salsa, con le ali e la pelle abbiamo creato un ragù alla toscana fatto piccante il crostino e abbiamo un carpaccio, il corpo e del tapolino alla brace con appunto un po' di polenta su frutta. Quindi 100% secco, non abbiamo buttato niente. Prima partiamo il carpaccio, poi mangiamo gli altri elementi e per ultimo il crostino. Grazie. È saporitissimo, si sente il rosmarino, si sente il vino, Chianti. Fenomenale. Questa anche come entrata è buona, cioè. Sì, ma fa tutto parte ovviamente del completo del piatto. Assolutamente. Seppia dalla A alla Z sul piatto. Dopo diversi assaggi stavo chiedendo a Stefano la stella. La stella è un discorso tanto semplice quanto complicato. Dipende, ogni cuoco vede questa cosa. Inizialmente, sono sincero, sai, ero molto in foga. Poi a un certo punto mi sono ricordato che ho 5 dipendenti, un affitto da pagare, i fornitori da pagare e fortunatamente da me non avanza niente nessuno e il ristorante è pagato. Questo l'ho fatto con una testa imprenditoriale. Non l'ho fatto con una testa da chef, perché se avessi fatto con una testa da chef molto probabilmente io e te non sarebbe neanche parlato qua a mangiare. Credo che di ricerca ne viene fatta molta e continuamente, anche perché i menù ogni 3 mesi e mezzo cambiano anche prima. E si vede. Ecco, voglio che i miei ospiti stiano bene, quindi non voglio quei servizi super infighettati. Mi piace che siate serviti, riveriti, ma con un po' anche più di leggerezza, no? Per stare a proprio agio. E una accoglienza che posso dirti essere non scontata. No, cioè noi stiamo molto attenti a tutto, però con leggerezza. Cioè, dobbiamo, a mio avviso, fare un piccolo passetto in avanti di un po' più di leggerezza. Cioè, siamo arrivati da anni un po' pesanti. Se delle persone vengono qui a spendere da qui o in qualsiasi altra parte determinate cifre, io credo che noi abbiamo l'obbligo di farli stare bene, non solo col cibo, ma dovete stare bene con un sorriso sincero, una tranquillità, un po' di privacy anche al tavolo, cioè tanti piccoli dettagli, sfumature che non vuol dire che io trascuro la cucina. Detto ciò, stella o non stella, io faccio il mio lavoro, continuo a cercare di lasciare i miei clienti stupiti ogni volta che vengono a mangiare, dal servizio, dalla carta vini, dal cibo. Se deve arrivare qualcosa deve arrivare con questa metodologia sana per la mia testa, per la testa dei miei ragazzi, per le mie tasche, soprattutto se vogliono premiarci per quello che facciamo con un'azienda sana, bene, se no, fino a prova contraria, sono i miei ospiti seduti qui tutte le sere che ci danno a mangiare. E che ti danno anche comunque la vera soddisfazione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questa è la mia filosofia. Pane tipico cinese, cotto a vapore e successivamente ripassato alla brace alla base e marchiato con il nostro logo sulla superficie. Dentro abbiamo una ceviche di persico alla peruviana ed è da mangiare con le mani come fosse un classico panino. Il tutto viene affumicato a freddo con del degno di arancio. Grazie. L'ho fatto io. Continuiamo il percorso con un pre-dessert. Abbiamo macaron alla fragola, poi continuiamo con una finta oliva, un'oliva al cioccolato bianco e olio di oliva nei fogli afghani e per l'ultimo un biniere pieno di una crema pasticcera al cioccolato. Anche questa oliva è una vera esplosione di sapori, è un cioccolatino all'olio d'oliva che è veramente buono e mangiare comunque come cioccolatino tutti i giorni, quindi pensaci. Ragazzi, io sono sempre più senza parole. Questo è un piccolo gioiellino della pasticceria, è una cheesecake basca ma fatta al camado, Ok. quindi è affumicata, ok? Abbiamo sopra una crema di passion fruit, abbiamo un gelato affumicato
all'abete rosso e fieno con un crambolo alle nocciole. Assaggialo perché voglio vedere che faccia fare qua. Guarda. Questo è un altro boom. Hai la freschezza, hai il fumo, hai l'acido, hai la grassezza, hai la croccantezza, hai tutto. È fenomenale, io penso sia il dessert più buono della mia vita, sappilo, ma sul serio. Grazie. Portamene un'altra. Bilanciato, equilibrato, un sacco di sapori e anche di consistenza se vogliamo, perché questo cheesecake anche a mousse si affiancava a questo gelato che era freschissimo, molto delicato e molto leggero. L'abbinata era veramente spettacolare. Wow, piatto dopo piatto, ragazzi, stupendo. Dovete assolutamente venire a provare l'arte, la mano, la maestria e la poesia di Stefano e il suo padovanino. Ci tenevo a avere Stefano come al tavolo per la chiusura, anche se la serata è molto piena, inaspettatamente. Sì, 3 tavoli su un colpo così. Quindi Stefano, grazie mille, è Ma ci stato mancherebbe. un onore ed un piacere assaggiare le tue delizie. Grazie a voi ragazzi, in bocca al lupo per i vostri progetti, a me fa anche piacere anche provare a aiutare i ragazzi giovani, coinvolgerli in questo tipo di ristorazione. Io ti ringrazio, in bocca al lupo anche a te per Viva il i tanti lupo. progetti che conosco e è stato un piacere e ragazzi passate a trovarlo perché non ve ne pentirete. Grazie, grazie mille.